Ancora una pillola allora di Radio Veneto Agricoltura quest'oggi, e quest'oggi torniamo sul tema dei cinghiali. Ve ne abbiamo parlato alcuni giorni fa con il presidente dell'ente parco Colli Ugari, ma non parliamo solo di cinghiali con il dottor Michele Bottazzo di Veneto Agricoltura, faunista, peraltro anche ben conosciuto su base nazionale. Vogliamo affrontare il tema di tutte queste chiamiamole specie, chiamiamole presenze, vi faccio dei nomi: orsi, lupi, cinghiali abbiamo detto, e poi dopo pensiamo ai cervi, pensiamo agli scoiattoli, alle nutrie, ma ne abbiamo veramente a non finire. Tutto questo certamente ci crea problemi al settore primario e anche alla nostra vita quotidiana. Cosa possiamo dire? Effettivamente c'è una vasta categoria di fauna selvatica che crea impatti con l'uomo e impatti con l'ambiente. Le più classiche sono le specie esotiche, che sono tra le categorie di animali che hanno creato più sconvolgimenti anche a livello mondiale, una delle cause principali di estinzioni di altre specie. Pensiamo da noi alla nutria, che è una specie chiaramente del Sud America, arrivata a noi, che ha trovato una nuova nicchia ecologica, lo scoiattolo grigio nordamericano che sta prendendo lo spazio dello scoiattolo nostrano, c'è l'ibis sacro, poi negli insetti, tante categorie animali che chiaramente creano dei sconvolgimenti molto forti. Ma oltre a queste ci sono le specie che chiamiamo opportuniste, invasive in termini, che sono specie nazionali, nostrane, che però hanno trovato delle nuove condizioni, spesso causate dall'uomo, perché ambienti antropizzati, e si sono sviluppati a dismisura, creando impatti notevoli. E tra queste c'è effettivamente gli ungulati, tra tutti il cinghiale, che nel Veneto fino a qualche decennio fa era una presenza sporadica. Adesso è diffuso praticamente ovunque, con notevoli impatti sia in agricoltura e sia anche negli ambienti naturali. Dottor Bottazzo, però voglio dire, questa è l'analisi, abbiamo bisogno anche di sintesi, quindi che fare? Che fare è un problema veramente complesso. Generalmente quando capita una specie invasiva, impattante, le prime azioni dovrebbero essere le azioni chiamate ecologiche, misure di prevenzione, se è possibile fare catture, recinzioni o altro che limitano i danni. Se non è possibile, e uno di questi casi è il cinghiale, bisogna fare dei piani di controllo. Nella regione Veneto c'è un piano di controllo triennale che ha come obiettivo proprio la eradicazione della specie. L'eradicazione è difficilissimo, sarebbe già un sufficiente risultato riuscire a ridurre sostanzialmente la popolazione per impedire sviluppi eccessivi di questo animale. È difficile perché è una specie che si adatta praticamente a tutti gli ambienti, sia antropizzati sia naturali. In agricoltura si trova benissimo, perché in agricoltura mangia praticamente di tutto, e da noi va nei cereali, va nei frutteti, va nelle viti, quindi riesce praticamente ad adattarsi a un ampio spettro di tutta la nostra agricoltura e anche stagionalmente. Per esempio in primavera si nutre di mais, e quando viene raccolto c'è l'uva e quindi trova un'ampia fruttura, va nelle orticole e altro. Un altro problema che sicuramente i cinghiali creano è questa loro attività, questo grufolare, come si dice, cioè sostanzialmente con il loro muso arano per terra e veramente creano dei danni notevoli ai prati, per esempio, in montagna. Sì, vero, questo è un altro problema, è ancora più grosso per certi aspetti, perché non è soltanto un danno economico, perché questi prati sono zone di zootecnia, quindi c'è l'allevamento di bestiame, hanno bisogno di questi pascoli, e chiaramente il cinghiale con questa sua attività asporta il cotico, lo rovina, impedisce ai mezzi di sfalciarlo se sono prati da fieno, e soprattutto rompe il cotico e crea praticamente danni che si percuotono per più anni. Ma è anche un danno ecologico molto forte, perché specialmente se sono prati in zone di pendio, una volta rotto il cotico si crea lisciviazione, erosione dei terreni, e quindi un peggioramento del territorio e della biodiversità. E non dimentichiamo che specialmente per quanto riguarda i prati in montagna, tante sono di superfici di rete Natura 2000, quindi ad alto valore di biodiversità, e quindi saremo gli enti gestori o altri dovrebbero
fare in modo di conservare questi territori. Per concludere quindi che cosa bisogna fare? Lei ha usato un termine eradicare che dice un po' tutto, è solo questo quello che possiamo mettere in campo per trovare una soluzione? Purtroppo la soluzione è solo questa ed è purtroppo anche un'azione molto costosa e necessita di investimenti molto forti, di forze, lavoro e altro, perché come vi dicevo è un animale che ha un alto tasso di riproduzione, è diffusissimo, è molto difficile da cacciare, da individuare, si nota la sua presenza solo quando ci sono i danni. E quindi servono risorse molto forti perché chiaramente è un'attività che esula dalla stessa attività venatoria. Una volta si confondono, ma bastano i cacciatori, ma quando si è diffuso così tanto serve intervenire su tutti i territori, anche le aree protette e soprattutto durante tutto l'anno. Infatti il piano di controllo del Veneto prevede proprio questo, dei prelievi in tutte le aree, protette e non, e in tutto il periodo dell'anno, però serve un impegno molto ma molto forte purtroppo. Questa è la situazione in particolare riguardo ai cinghiali, però è chiaro che, come abbiamo detto all'inizio, c'è tutto il tema della fauna selvatica da tenere sotto controllo e quindi torneremo sicuramente come Radio Veneto Agricoltura ad affrontare queste tematiche che sono anche di grande interesse generale. Allora grazie a Michele Voltazzo, grazie a voi. al dottor Michele Voltazzo, l'appuntamento da Mimo Vita con le prossime pillole e a domani.